Grazie Presidente. Prima ho sentito dire che dobbiamo informarci, dobbiamo approfondire i temi. Io vorrei rispondere un attimo a questa critica dicendo che noi siamo qui e stiamo approfondendo molti temi, a partire dall'aliquota dell'emendamento presentato dalla mia collega Bianchi, che si vuole semplicemente vuole utilizzare la specialità del Friuli Venezia Giulia non per far guadagnare di più alcuni, quindi avere dei privilegiati, ma vuole adattarsi a quelle che sono delle norme nazionali. Poi ho visto ieri, parlando di ambiente, ho visto ieri che la Presidente Serracchiani ha postato un massimo impegno dell'amministrazione regionale. Visto che dobbiamo approfondire, vorrei dire qui, insomma non volevo dirlo, ma poche settimane fa abbiamo avuto un'audizione con la Serracchiani dove ho chiesto conto di uno studio epidemiologico. Visto che siamo noi che dobbiamo informarci, l'assessore a cui ho chiesto contezza di a che punto siamo sullo studio epidemiologico non aveva assolutamente idea di che studio epidemiologico stiamo parlando. Ed è uno studio epidemiologico pagato dalla Regione. Allora, alla mia domanda ha pensato che stesse parlando dello studio dell'azienda sanitaria. Se avesse letto, visto che si interessa all'ambiente, la relazione del PM Frezza, nella relazione del PM c'erano scritto due cose. Uno, le cose che riguardano la salute devono essere pubbliche, questa è la premessa. Verso la fine il PM Frezza diceva lo studio della Regione è quasi pronto. Io ho chiamato gli uffici, l'ufficio che si occupa dello studio epidemiologico prontamente ha informato il giorno dopo l'assessore che adesso sa che c'è lo studio epidemiologico, è quasi pronto e prima di Natale dovrebbe uscire. Visto che noi non approfondiamo le cose, vorrei dire al buon di piazza che sicuramente si interessa, e io credo nella sua buona fede, si interessa della salute dei cittadini, che l'ISDE, Associazione per i Medici per l'Ambiente, e quindi non lo dice il Movimento 5 Stelle, dice questo. Cosa sono i termovalorizzatori? I termovalorizzatori sono impianti industriali in cui vengono bruciati i rifiuti, dovrebbero essere chiamati inceneritori. Non giochiamo con le parole, quello sono inceneritori. E io sono contento che vedo che la sinistra su questo dice che di essere contenta di avere un inceneritore. Siamo d'accordo, una discarica è la peggio cosa che può esserci. Ma approfondiamo anche il tema degli inceneritori. Allora, gli inceneritori cosa fanno? Trasformano dei rifiuti che in realtà non sono rifiuti, sono ancora una risorsa che potrebbe essere riutilizzata, in sostanze tossiche. Lo ripeto, in sostanze tossiche lo trasformano, ok? Allora, qual è l'effetto? Ascoltate, insomma, visto che lo dice l'IST, non lo dico io. Danni irreversibili alla salute, malattie respiratorie, infarto, ictus, tumori maligni, disturbi della fertilità, malformazioni fetali. Parliamo di diossine. Allora io invito, visto che siamo poco informati, ad andare a vedere cosa è successo nel Vietnam quando gli americani hanno buttato delle diossine. Allora, no. Allora, io consiglio di andare a vedere quali sono gli effetti delle diossine. Andate a vedere, per piacere, visto che siamo poco informati, andate a informarvi anche voi. Allora, visto che siamo poco informati, vi ricordo che nel 2004 l'Istituto Superiore della Sanità, non il Movimento 5 Stelle, ha fatto con 46 studi epidemiologici sulla popolazione residente presso gli inceneritori, ha riscontrato significativi biomarcatori di sostanze mutagene nel sangue, nell'urina e nello sperma. In più, ci sono 23, c'è uno studio della Francia per quanto riguarda la salute in prossimità degli inceneritori. Allora, potrei continuare a leggere e ad approfondire questo tema. Se volete vi posso passare questi documenti. Allora, noi stiamo studiando, per cortesia, prima di parlare studiate anche voi. Nei rifiuti c'è ancora tanta vita, Incenerire vuol dire distruggere insieme a quella vita lì anche la nostra. Grazie.